Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. Allora, in questo video andremo a reagire alle parole di Antonio Conte in conferenza stampa fatta alle 2:30. Tra l'altro il giocatore che ha fatto la conferenza stampa insieme ad Antonio Conte è stato Matteo Politano. Prima di cominciare a parlare della conferenza stampa, io direi di, di parlare di un infortunio che il Napoli ha subito ieri sera, se non sbaglio, cioè quello di Mattias Oliveira. Mattias Oliveira ieri non si è allenato, ah no scusate, era oggi che non si è allenato, che oggi è arrivata la notizia. Non si è allenato con il resto della squadra, non era in gruppo ed ha svolto una seduta di lavoro personalizzata per recuperare dall'infortunio. Dovrebbe essere ancora Spinazzola a partire titolare contro il Bologna. Questa notizia ce l'ha da Calcio Napoli 24, che in pratica dovrebbe stare fuori 1 o 2 settimane. Prima, una piccola parentesi, Marianucci potrebbe lasciare il Napoli, Marianucci vuole lasciare il Napoli, ci sono diverse squadre italiane, come il Cagliari, il Cremonese e Genoa. Poi la squadra, tra virgolette, più interessata su di lui, più che sarebbe, diciamo, Provenza a prenderlo già a gennaio nel calciomercato invernale, sarebbe il Torino che potrebbe acquistarlo già a gennaio. Allora, partiamo con le parole di Matteo Politano. Matteo Politano in conferenza stampa, come prima domanda, gli viene domandato che tipo di partita dobbiamo aspettarci secondo te, riferita alla partita di domani. Risponde Matteo Politano, sicuramente sarà una partita con grande intensità, con molti duelli e dobbiamo andare forte su tutti i duelli. Sarà una gara aperta, ma noi vogliamo portare a casa questo trofeo. Mi aspetto una gara tosta, dove entrambe le squadre vorranno imporre il loro gioco. Poi, come seconda domanda, gli viene fatta. Nel nuovo assetto tattico, come ti trovi? Fortunatamente possiamo giocare con diversi moduli perché abbiamo giocatori che possono giocare in tanti ruoli. Per quanto riguarda la titolarità, non è un problema. Giochiamo ogni 3 giorni e abbiamo bisogno di tutti, ci saranno al 100%. Um, per me è già un onore aver fatto tutte quelle partite l'anno scorso e quest'anno. Per quanto riguarda il ruolo, sono un esterno e mi sto trovando benissimo dove mi sta facendo giocare adesso il mister e sono felice. Si è detto tanto di questo gruppo, è un gruppo forte e come l'anno scorso, dopo l'ultima partita, con loro c'è stata una svolta e siamo cambiati. Siamo un gruppo forte, unito dai momenti sia belli che brutti. Ci siamo sempre detti le cose in faccia e cerchiamo di trasmetterla ai nuovi arrivati, soprattutto ai giovani. È un Napoli forte, sia in campo che fuori. Allora, in pratica gli hanno chiesto come, diciamo, come, diciamo, interpreterà la partita, se si sta trovando bene nel suo ruolo e se la titolarità è garantita. Cioè se ti piace essere titolare ogni partita. Lui risponde che è sempre, tra virgolette, è sempre un'emozione giocare titolare tutte le partite di quest'anno come l'anno scorso. Dice anche che diciamo, si trova molto bene nei, nei ruoli che gli sta proponendo il mister Antonio Conte. Poi passiamo ad Antonio Conte.
Allora, Antonio Conte chiude la conferenza stampa con le seguenti domande. Le dirò alcune per non far durare molto il video. Allora, la prima domanda è stata: si chiude il cerchio dopo la sconfitta di Bologna? Sicuramente Bologna-Napoli non è stata per noi una partita, cioè per noi positiva. È stata una partita persa 2-0, dove loro il secondo tempo hanno meritato perché hanno messo qualcosa in più rispetto a noi. Ed è questo è vero, hanno messo il 300% sia dal primo minuto e si è notata la differenza ehm, tra noi e loro nella partita di andata in campionato. Poi quasi tutte le squadre hanno poche sconfitte. State rientrando dopo un momento di difficoltà. Dal punto di vista umano e sportivo, essere uniti essere usciti da una difficoltà brutta, cosa dà in più come gruppo? Noi non abbiamo dimenticato da dove arriviamo. Noi arriviamo da uno scudetto straordinario, dopo un 10° posto. E questo spesso viene scordato e non viene valorizzato abbastanza. Lo avevo detto, l'avevo già detto. Sarebbe stata un'annata complessa, visto che abbiamo immesso 9 giocatori. Abbiamo immesso 9 giocatori, ed è vero. Noi non dobbiamo dimenticare che veniamo da un 10° posto, poi abbiamo vinto lo scudetto e poi siamo qui. Se non avessimo ingaggiato a Conte in estate 2024, noi siamo mai arrivati a vincere qualche scudetto e ingaggiare a De Bruyne. Che sta già da ragione. Poi, le scorse partite col Bologna vi possono aver dato indicazioni per domani utili? È inevitabile che vadano a vedere le cose positive e dove migliorarle. L'abbiamo fatto noi e lo faranno sicuramente loro, anche se hanno vinto. Forse gli aspetti negativi sono stati più i nostri rispetto ai loro nel secondo tempo. Poi, come ultima domanda e poi chiudiamo. Cosa ne pensa di Italiano? Di Vincenzo Italia, diciamo che questa cosa è una cosa inutile perché è stata fatta da un arabo, se non sbaglio, perché ehm, si ritorna alle conferenze stampa da tipo l'anno scorso che i giornalisti del Napoli, cioè, facevano cose, cioè, parlavano di cose che non c'entravano niente con Napoli, ma solo della carriera di Conte. Ciò che fanno anche tutt'oggi, perché lo fanno anche oggi. Però, infatti, questa cosa bisogna migliorarla. Cioè, perché non si può parlare sempre di squadre avversarie. Vabbè. Antonio Conte dice, di Vincenzo posso parlare solo bene, vedo un allenatore che ha tanta voglia di imparare e di migliorare. Ha fatto la gavetta come l'ho fatta io e dove è andato ha sempre fatto bene. Eh sì, questo sì, dove è andato ha sempre fatto bene. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like, ciao!